Lo hanno ritrovato questa mattina senza vita tra i boschi di San Giovanni in Fiore. I soccorritori erano sulle tracce dell'uomo scomparso da ieri nel Cosentino. Francesco Semeraro, 77 anni e residente a Casabona nel Crotonese, era uscito da casa per cercare funghi. Con l'auto aveva raggiunto la località montana. Sono stati i familiari, non vedendolo tornare, a lanciare l'allarme e allertare i soccorsi. Dapprima è stata trovata la macchina, ma di lui nessuna traccia. Stamattina la scoperta del cadavere. Molto probabilmente, questa è l'ipotesi dei soccorritori, la morte sarebbe stata causata da un malore. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Sul posto gli uomini della Guardia di Finanza, carabinieri e vigili del fuoco, a cui si è aggiunto nella tarda serata anche il soccorso alpino. Una giornata che doveva essere di relax si è trasformata in tragedia. I boschi e il loro lato oscuro, di rado i cellulari funzionano. Per poter chiedere aiuto è facile smarrire la strada. Ogni anno in autunno qualcuno perde l'orientamento tra la folta vegetazione. Spesso sono storie non degne di cronaca, paura e sollievo che si alternano nello spazio di ore. Questa volta purtroppo non è andata così. Dai soccorritori il monito di sempre ai cercatori di funghi. La prudenza non è mai troppa, anche se si è esperti conoscitori dei posti.